Vendevano farmaci dopanti acquistati con ricette false o all'estero. Arrestati madre e figlio di Trevignano Business in tutto il Veneto e in Italia. L'indagine dei NAS di Treviso, tra i 65 indagati anche una farmacista. In migliaia a Trieste per il corteo No Green Pass, ma le ordinanze su Stuart, mascherine e distanze sono state disattese. La polizia avverte gli organizzatori a rispettare le prescrizioni o arrestiamo. Danneggiamenti al centro vaccinale di Rovigo, la polizia indaga anche all'interno della galassia Novax. Il sindaco Gaffeo, qualsiasi sia la matrice è un atto che fa male. C'è anche una minorenne veneta tra le 4 vittime di un 48enne di Novara arrestato dalla polizia postale. Adescava ragazzine sui social sfacciandosi per un calciatore sedicenne. Brusco risveglio nel cuore della notte per gli abitanti di Piazzola sul Brenta che hanno sentito un susseguirsi di boati e avvisato le forze dell'ordine. A causarli l'incendio di 8 autobus fermi nel parcheggio di una scuola. L'inverno dello sci riparte sulle Dolomiti a Cortina, cade a Colgallina, zona Passo Falzarego, dove domani riapre il primo impianto di risalita 20 giorni prima degli altri. A Gaglio i giovani della parrocchia di San Bartolomeo hanno iniziato ad allestire il presepe che sarà accolto in Vaticano, la capanna realizzata con il legno raccolto dopo la tempesta Vaia. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano di questa edizione regionale la cronaca con l'arresto di madre e figlio. Erano a capo di un traffico internazionale di doping nelle palestre. 2 arresti, 65 indagati, migliaia di confezioni di farmaci sequestrate assieme a denaro contante. I carabinieri del NAS di Treviso hanno portato alla luce un consistente traffico internazionale di sostanze dopanti destinate principalmente a bodybuilders in tutta Italia. A gestire l'importazione e la commercializzazione dei medicinali madre e figlio di 60 e 35 anni, originari della Sicilia e residenti nel Monte Bellunese. Lui, ufficialmente disoccupato, personal trainer in nero in diverse palestre della Marca. Lei collaboratrice scolastica in aspettativa. L'indagine è partita da normali controlli nelle farmacie. Ci siamo resi conto che c'era un fenomeno criminale ricorrente, ossia la spedizione di ricette false per acquistare farmaci, per lo più farmaci ad effetto dopante, ad effetto tipicamente utilizzati anche nelle palestre. Ecco quindi che nel marzo 2020 madre e figlio vengono sorpresi mentre stavano per spedire ricette false per l'acquisto di medicinali a base di ormone della crescita. Dalla perquisizione a casa dei due è emersa l'entità del commercio. A casa loro abbiamo trovato un'altra vera e propria farmacia con 55.000 euro di farmaci, 800 confezioni, migliaia di fiale. E poi 42.000 euro in contanti nascosti in una maglietta d'un vero e proprio preziario delle sostanze. Dalle successive indagini sui telefoni, computer, conti correnti dei due, i carabinieri sono risaliti sia ai canali di approvvigionamento dei medicinali in Italia e all'estero, sia ai clienti ai quali i farmaci dopanti venivano venduti. Tra i denunciati anche i 2 titolari della tipografia che stampava le ricette ed una farmacista compiacente. Tra le sostanze smerciate anche uno stupefacente. L'androlone è uno di queste sostanze farmacologiche che vengono utilizzate come medicinali ed è tabellata, rientra quindi nelle previsioni normative della DPR 309 del 90 e quindi è una sostanza stupefacente a tutti gli effetti. Questo ci ha consentito di arrivare alla richiesta di misura cautelare nei confronti degli indagati. Ieri il figlio è stato arrestato ad Agrigento, dove si era trasferito dopo la prima perquisizione ed è ora in carcere. La madre è ai domiciliari. E ora subito a Trieste, dove è ancora in corso la manifestazione No Green Pass. In oltre 8.000 sono scesi in piazza, ci sono ancora momenti di tensione. La 10ª manifestazione in 2 mesi a Trieste dei No Green Pass ha raccolto 8.000 persone scese in città a protestare, secondo i dati della Questura. La marcia è iniziata alle 15 in Piazza della Libertà e ha percorso le principali vie del centro per poi ritornare al punto di partenza. È mancato però il servizio d'ordine di uno steward a ogni 100 manifestanti per fare in modo che non si generassero assembramenti e che venisse utilizzata correttamente la mascherina a coprire naso e bocca. Già la Questura aveva fatto sapere che se non fossero state rispettate le prescrizioni di pubblica sicurezza,
i contravventori potranno essere puniti con l'arresto fino a 1 anno e con l'ammenda da 206 euro fino a 400. Vuoi il timore di ripercussioni, vuoi la paura di ricevere una multa, fin da subito gli stessi organizzatori hanno comunicato ai manifestanti di rispettare la normativa, fornendo mascherine e chiedendo un contributo con una colletta per eventuali spese legali da sostenere dopo la protesta. Utilizziamo le mascherine, utilizziamo il distanziamento in maniera scrupolosa, così faremo anche un corteo bello lungo. Se qualcuno non ha mascherine, venga qui al furgone, ne abbiamo un bel pacco. Stiamo facendo il giro con una cassa per eventuali spese legali, perché le sanzioni rischiano di essere pesanti questa volta. Ci stanno mostrando un bel muso duro, dovremo insomma armarci di conseguenza. Molti attendevano anche la presenza del portuale Stefano Puzzer, ma dopo il foglio di via ricevuto nella capitale non si è fatto vedere nella manifestazione odierna. La marcia è proseguita fino alle rive, dove all'altezza di via Mazzini il corteo ha dovuto deviare per non avvicinarsi a Piazza Unità, zona interdetta dall'ordinanza prefettizia caldeggiata anche dal governatore Massimiliano Fedriga. Questo è l'unico momento di tensione, quando i manifestanti si sono avvicinati alle forze dell'ordine a muso duro. In ogni caso, per qualsiasi evenienza, era anche pronta la camionetta con gli idranti. Il corteo è poi proseguito fino a Piazza Goldoni, poi via Carducci, per ritornare in Piazza della Libertà passando per via Ghega. Si sono alzati cori contro il governo, contro il Green Pass, contro la politica tutta. Molti manifestanti hanno indossato la mascherina, a tratti hanno cercato di mantenere il distanziamento, ma ciò non è bastato, stando alla precisazione che la manifestazione non era autorizzata, proprio perché non è arrivata la lista degli steward a servizio d'ordine. Organizzatori e manifestanti verranno denunciati per la violazione delle prescrizioni del questore, che ha fatto propria l'ordinanza sindacale. Così dunque a Trieste, ma spostiamoci a Rovigo, dove ieri sera c'è stato un raid vandalico ai danni del centro vaccinale. Si indaga a tutto tondo, c'è anche la pista dei Novax. Le indagini si concentrano su un'auto vista allontanarsi velocemente verso le 18:30 di venerdì dal Censer di Rovigo, dove ha sede il centro vaccinazioni Covid e tamponi dell'ULSS 5 Polesana. Nella tenso struttura d'ingresso i danni sono visibili anche se limitati. Strappata l'asta metallica che tiene in tensione i teli plastificati, danneggiato il montante in ferro che sorregge l'architrave, rovesciati sedie e tavolini. Niente di grave per fortuna, tanto che il centro questa mattina era regolarmente aperto. A indagare sono gli agenti della Digos della Questura di Rovigo, con i quali il sindaco della città Edoardo Gaffeo è in stretto contatto. È chiaramente un atto che fa male a tutti, a tutta la comunità, indipendentemente dalla matrice. Quella verrà accertata nel corso dei prossimi giorni. Però si tratta comunque di un atto gravissimo, perché lede un bene pubblico, perché è una lesione ad anche dal punto di vista simbolico, ad una campagna che ci sta portando fuori dal dramma della pandemia. Nessuna rivendicazione, nessuna scritta, tutte le piste restano aperte e gli investigatori indagano a 360 gradi anche all'interno della galassia Novax. Potrebbe infatti trattarsi di un'azione dimostrativa, ma anche di un atto di vandalismo. E c'è poi la curva del contagio che continua gradualmente a crescere anche in Veneto. Ormai siamo sopra i 700 nuovi casi di positività ogni giorno. Questo è il punto dell'assessore Lanzarin. I contagi crescono e in Veneto è stata ormai polverizzata la soglia delle 12.000 persone attualmente positive al Covid. La sanità invece regge, anche se viene riscontrata negli ultimi giorni una tendenza lenta e costante di crescita nei ricoveri. C'è un aumento dei positivi, anche oggi siamo a 734 positivi, quindi negli ultimi giorni sono aumentati, abbiamo raggiunto anche gli 800 giornalieri positivi. L'altro dato però, che è quello sempre monitorato e attenzionato, è quello degli ospedali. Siamo cresciuti un po' anche negli ospedali, 46 oggi in terapia intensiva e 225, mi sembra 230 in area non critica. Quindi ancora numeri comunque sotto controllo, numeri che comunque ci dicono che il virus sta circolando.
I numeri lievitano quindi, ma la possibilità di un passaggio di fascia con il ritorno del giallo sembra essere piuttosto remota. Passaggio di fascia però sappiamo che deve avere due parametri oggi: il superamento del 10% per quanto riguarda le terapie intensive e contemporaneamente il superamento del 15% per quanto riguarda l'area non critica. I nostri valori della cabina di regia di venerdì erano 3% e 3%. Sicuramente la settimana che arriva avremo percentuali un po' più alte, però ancora io penso lontane da quel limite. In ogni caso l'appello resta importante. Richiamiamo un po' tutti alla responsabilità, all'attenzione e poi anche alla vaccinazione, perché sappiamo che la vaccinazione è sicuramente quello che ci protegge. L'assessore fa infine chiarezza sulla terza dose. In questo momento la terza dose è diretta a tutti gli over 60, quelli che hanno superato i 60 anni e hanno fatto il vaccino da 6 mesi. Quindi devono aver fatto il vaccino, la seconda dose, da 6 mesi. Poi è diretta a tutti i cosiddetti super fragili di qualsiasi età, quindi possono avere anche 30, 40, 50 anni, e al personale dei sanitari. Non ho citato le case riposo perché le case riposo fanno parte degli over 60 e dei sanitari. Oggi è diretta a queste persone. Crescita di contagi che preoccupa anche a Venezia, tra Cagli e Campielli, con diversi residenti che si dicono d'accordo con la proposta austriaca, quella del lockdown per i soggetti non vaccinati. In provincia di Venezia il report del 6 novembre segna 141 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, il dato più alto dopo Vicenza. Crescono seppur di poco anche i ricoveri, ma preoccupa soprattutto la proiezione elaborata dalla Regione. Di questo passo il tasso di occupazione ospedaliera arriverebbe al 10% nel giro di 10 giorni. A Venezia gli assembramenti per Cagli e Campielli dovuti all'assalto del turismo nel fine settimana preoccupano il direttore generale dell'Ustre Serenissima Edgardo Contato, secondo il quale la città non può sommare ai problemi di sovraffollamento anche quello di un'emergenza sanitaria. Intanto l'Europa si prepara alla quarta ondata con nuovi provvedimenti restrittivi. In Germania il presidente della Turingia ha minacciato di non curare più i non vaccinati negli ospedali se le strutture fossero sotto pressione. L'Austria ha deciso per quello che è stato già ribattezzato il lockdown dei Novax. Chi è senza il certificato vaccinale non entrerà in alberghi, ristoranti e ne potrà assistere a spettacoli culturali e manifestazioni sportive. Decisioni che alla maggioranza dei veneziani non sembrano dispiacere. C'è la possibilità che per la salvaguardia della sanità pubblica che possa essere fatto. Io sarei anche d'accordo, tra l'altro, perché come posso essere infetto io, infetto voi due, e non sta bene. Potrebbe essere giusto, ma sicuramente anche sbagliato, perché se vado a fare tutti i ragionamenti che fanno tutti quanti inerenti al Covid, qualcuno mi dovrebbe spiegare perché c'è gente che dopo 2 vaccini si prende ancora il Covid. Sì, ma lo prendi in forma più leggera, invece di stare a casa 20 giorni, sta a casa 10. Ho capito. Favorevole, assolutamente. Non sarebbe una discriminazione? Lei? No, non lo credo. È una discriminazione più che altro per chi si è vaccinato, non farlo. Ecco, credo questo. Lei? Siamo d'accordo. Siamo in sintonia. Devo dire una cosa che è sicuramente anticostituzionale. Io la renderei obbligatoria la vaccinazione. Purtroppo, vista la giurisprudenza attuale, eccetera, non è possibile farlo. Non so se sia una soluzione, c'è già di fatto, perché se non hai il Green Pass non entri da nessuna parte sostanzialmente, per cui dopo cosa fai? Li prendi uno per uno, li chiudi? No, diventiamo ridicoli. Il problema è sì che si vaccinassero, quello è il problema. Continuiamo a parlare di Covid, ma da Venezia andiamo nel Padovano, perché è morta in ospedale un ospite della casa di riposo di Conselve, dove si è sviluppato nei giorni scorsi un focolaio anche in una scuola di Albignasego, mentre ci sono timori nel distretto termale, dove ci sono già tante disdette. 91 anni, positiva al coronavirus, contagiata all'interno della casa di riposo Beggiato dove risiedeva e morta in ospedale dove era ricoverata. Si registra una vittima nell'ambito del focolaio all'interno del centro servizi per anziani di Conselve, dove il numero degli ospiti positivi è salito a 65, anche se 11 si sono negativizzati e un altro ospite è ricoverato.
Contagi si registrano anche tra il personale, tanto che l'ULSS 6 ha inviato dei rinforzi, una situazione che le autorità regionali continuano a definire sotto controllo. La signora purtroppo aveva anche altre patologie. In provincia di Padova i numeri restano comunque alti, con altri 120 positivi nelle ultime 24 ore e un numero di cittadini in isolamento salito a 2.244, tra questi anche il sindaco del capoluogo Sergio Giordani, venuto a contatto con un positivo. Un focolaio si è registrato anche ad Albignasico in una classe di una scuola primaria e c'è preoccupazione alle Terme, con gli albergatori che si trovano a fare i conti con numerose disdette dopo i contagi avvenuti in alcuni hotel. Un appello in loro favore è arrivato in queste ore anche dal presidente del Veneto Luca Zaia. Noi dobbiamo dare una mano agli albergatori, non esiste che passa l'idea che non si va alle terme perché c'è il cluster di Abano, c'è non mica il serpente, il drago che viene fuori dalle grotte. Cioè, è come dire che c'è il cluster su una scuola e nessuno va più a scuola. No, è tutto sotto controllo, quindi l'invito ai cittadini, per favore anche la stampa nazionale, le nostre terme sono aperte, abbiamo i circuiti termali più belli del mondo. Torniamo alla cronaca, c'è anche un adolescente veneta tra le 4 vittime di un 48enne di Novara arrestato dalla polizia postale con l'accusa di violenza sessuale aggravata, pornografia minorile e sostituzione di persona. Sui social l'uomo si faceva chiamare Manuel Bello, spacciandosi per un 16enne calciatore delle giovanili della Lazio, ma in realtà aveva una doppia vita, da un lato padre, marito e capo dell'azienda di famiglia, dall'altro, dicono gli inquirenti, sedicente, minorenne alla ricerca di coetanei da raggirare per i suoi istinti sessuali deviati. Le sue vittime sono 4 ragazzine tra i 12 e i 15 anni residenti in Veneto, Puglia, Lazio e Lombardia che si sarebbero infatuate di quel giovanissimo atleta, ingannate da false identità digitali e profili social fake creati utilizzando immagini private di un ignaro coetaneo. Le vittime, il 48enne di Novara, ora finito in carcere, chiedeva video e foto intime. E ritorniamo nel Padovano e vi raccontiamo del brusco risveglio di Piazzola sulla Brenta. A innescare quelle che sono sembrate delle esplosioni, lo scoppio di alcuni pneumatici degli autobus parcheggiati nell'area ovest dell'istituto scolastico Rolando da Piazzola. Sono 8 i mezzi di Bus Italia completamente distrutti dal devastante incendio scoppiato nel cuore della notte. A dare l'allarme verso le 4, un abitante che, svegliato di soprassalto da un boato, ha chiamato il 112. Con i carabinieri di Piazzola e Cittadella sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco da Padova e da Borgoricco, che hanno lavorato per circa 4 ore per avere ragione del rogo. Immediate sono scattate le indagini dei carabinieri. Nessuna ipotesi per ora è esclusa, ma a far partire le fiamme potrebbe essere stato il cortocircuito della batteria di uno dei mezzi. Autobus di nuova generazione e anche meno recenti, quelli andati a fuoco, parcheggiati in quest'area uno accanto all'altro, posizione che avrebbe favorito lo sviluppo delle fiamme. Da Padova a Belluno, a Feltre, dove c'è un nuovo capitolo nella vicenda di Samantha. Cavarzano, Villa Gaggialante, l'ultima casa di Samantha, in questa casa di riposo dove è stato allestito un piccolo reparto per coma vegetativi. Dopo l'operazione a Belluno, il ricovero a Feltre, l'ultimo tentativo a Vipiteno, la sua storia si concluderà qui. Samantha resta nella casa dei genitori in quella foto, con alle spalle il fratello gemello e la sorella maggiore, il suo ultimo regalo. Ora il comitato etico ha deciso che non solo l'accanimento terapeutico non ha senso, ma che perfino alimentarla è controproducente per gli effetti che ne conseguono. La sua storia era finita il 4 dicembre del 2020, quando aveva 29 anni. Il 12 novembre era caduta, l'avevano operata per una piccola frattura al femore, poi una serie di peggioramenti che la medicina non ha saputo risolvere e che l'hanno portata in uno stato che il babbo ha voluto cristallizzare con un tatuaggio sul braccio. Allora, questa è una valutazione che ci ha fatto il professor Saltuari ed è il Coma Recovery State. Praticamente questi sono dei valori che vengono dati. Praticamente Samantha attualmente si trova come livello uditivo a un 1, visivo 0, motorio 2,
verbale 0, cognitivo 0, vigilanza 1. È da considerare che ognuno di questi valori va da una scala da 0 a 23. Questo è come attualmente si trova Samantha. La mamma di Samantha, invece, porta il volto della figlia con sé, anche lei sul suo braccio. Il babbo mercoledì giurerà per diventare il tutore della figlia e da tutore potrà chiedere ai medici che si attivino, seguendo le indicazioni del comitato etico, per accompagnare Samantha verso una fine dignitosa di questo suo percorso terreno. Come ha detto anche il comitato etico, anche il fatto dell'alimentazione e dell'idratazione al punto in cui si trova Samantha è considerato accanimento terapeutico. Per cui, qualora i medici dicano sì, è giusto fare la sedazione profonda e accompagnarla al fine vita, io ho la facoltà di autorizzare questa procedura. La pagina dell'economia con l'area vasta Venezia, Padova, Rovigo, Treviso, che è la nuova capitale della cultura d'impresa per il 2022. Il titolo Capitale Cultura dell'Impresa 2022 al progetto di Venezia, Padova, Treviso e Rovigo, presentato da Assindustria Veneto Centro e Confindustria. L'area vasta Venezia, Rovigo, Padova, Treviso è la nuova capitale della cultura d'impresa per il 2022. La proclamazione è avvenuta al Forum Piccola Industria di Alba in Piemonte. Il progetto, presentato da Assindustria Veneto Centro e Confindustria Venezia Rovigo, identifica 5 ambiti produttivi territoriali: la cantieristica navale per Venezia, le calzature e il sistema moda della Riviera del Brenta, vino e agrifood nel Trevigiano, la vallicoltura del Delta del Po e i distretti industriali trasversali ai vari territori. Un progetto innovativo che coinvolge e unisce più realtà. Un'area che produce più di 75 miliardi di euro di PIL, un'area in cui per un anno parliamo di impresa e poi ci rivolgiamo alle famiglie, ai giovani, alle banche, ai fondi investimento. Parleremo per un anno di impresa, di cultura d'impresa, cosa vuol dire fare impresa, intraprendere, creare valore per il territorio. Un territorio che è storicamente baricentro tra nord e sud, tra oriente ed occidente e affonda le proprie radici nel sistema produttivo e di scambi della Repubblica di Venezia. Il progetto Capitale della Cultura d'Impresa intende valorizzare anche questa antica inclinazione all'incontro tra idee e popoli. Se Made in Italy vuol dire fatto bene, dice Marinese, Made in Venice vuol dire fatto meglio. Abbiamo degli asset logistici importanti, il porto, le interporti, le ferrovie, le strade, le autostrade, abbiamo delle connessioni straordinarie anche per quanto riguarda tutta la parte digitale. Innoviamo quotidianamente, le nostre famiglie si alzano la mattina e pensano al lavoro, mangiano e pensano al lavoro, dormono e pensano al lavoro. Noi siamo dei grandi lavoratori. E la montagna non è da meno con l'inverno dello sci che riparte sulle Dolomiti da Cortina d'Ampezzo, precisamente dal Col Gallina, zona Passo Falzarego, dove domani, domenica 7 novembre, entra in funzione il primo impianto di risalita. Si tratta di una seggiovia triposto al momento solo per un tratto dell'intero tracciato, la pista ovest, neve artificiale sparata dai cannoni in questi primi giorni di freddo in quota, ma anche neve vera che qui a 2000 metri d'altitudine è caduta abbondante in settimana. Nel rispetto delle norme anti-Covid, gli sciatori dovranno tenere la mascherina fino all'accesso ai seggiolini, ma essendo quella del Col Gallina una seggiovia senza cupola paravento, in base al decreto bis sul Green Pass non vi sarà l'obbligo di presentare il certificato verde, necessario invece per le cabinovie e le seggiovie con cupola. L'impianto rimarrà aperto dalle 8:30 alle 16:30. Andiamo adesso sulla montagna vicentina, a Gaglio, dove i giovani hanno iniziato ad allestire il presepe che andrà in Vaticano. Un segno della comunità che vogliamo proprio donare al Papa, cioè far vedere che comunque siamo comunità, ed essere comunità vuol dire essere Chiesa, con dei nostri valori, con un nostro credo, perché in fin dei conti questa struttura, questa natività rappresenta anche la nostra fede. Da Gaglio alla Città del Vaticano, questo il percorso del presepe a grandezza naturale ideato a Natale 2020 dal gruppo giovani della parrocchia di San Bartolomeo. L'intraprendenza dei nostri ragazzi, la speranza e la voglia di continuare anche dopo un tempo, e anche se siamo ancora dentro un tempo di pandemia. I giovani che si sono proposti di allestire il
presepe all'interno della Sala Nervi in Vaticano hanno ottenuto un responso positivo da parte della Santa Sede e hanno iniziato a costruire la capanna del presepe utilizzando il legno raccolto dopo la tempesta Vaia. La catastrofe naturale, quello che ha portato un po' alla morte di parte dei nostri boschi, vuole diventare il simbolo della rinascita. La capanna, che rappresenta il corpo centrale di tutto il presepe, è divisa in moduli facili da smontare e rimontare. Al momento è in fase di costruzione e verrà ultimata in un mese, mentre invece le statue, anch'esse in grandezza naturale, sono già impacchettate e pronte per essere spedite a Roma. Così l'altopiano rinsalda il legame con la città del Vaticano e il Papa. Un prestigioso traguardo dei nostri giovani, i nostri giovani che come gruppo parrocchiale di Gaglio hanno saputo credere in un percorso formativo, in un percorso particolare, hanno segnato una strada importante che siano di esempio anche per gli altri giovani che seguiranno qui a Gaglio nella nostra comunità parrocchiale. Ci fermiamo qui, dal Veneto è davvero tutto anche per questa edizione, ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica debole sull'Italia, ma sul nostro territorio la giornata di domenica 7 novembre sarà caratterizzata da un tempo stabile. Vediamo allora il dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto ovunque, inizialmente il cielo si presenterà molto nuvoloso un po' dappertutto, col passare delle ore sarà più sereno e limpido in montagna, schiarite soleggiate anche in pianura, tuttavia con locali addensamenti. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime comprese invece tra i 12 e i 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo qualche annuvolamento, il cielo risulterà infatti a tratti coperto, ma non mancheranno momenti di sole. Temperature minime tra 4 e 10 gradi, massime sui 14-17 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Stessa situazione anche qui, bel tempo, tanto sole un po' su tutti i settori della regione, come vediamo. Temperature minime intorno ai 2-4 gradi, massime sui 14 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.